Eder. Mech. Pallister. Trieste, 3 ottobre 2025. Nuova perquisizione in casa di Sebastiano Visintin, sequestrata la GoPro. Nella mattinata di venerdì 3 ottobre 2025, personale della squadra mobile, su disposizione del sostituto procuratore Ilaria Iozzi, si è presentato nell'abitazione di Via del Verrocchio per eseguire una nuova perquisizione e procedere al sequestro della GoPro di Sebastiano Visintin. Il decreto chiarisce l'obiettivo: verificare se e quando siano state apportate modifiche ai video riconducibili alla giornata del 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana Resinovic. L'accesso è stato registrato alle 8:40 e si inserisce nella serie di approfondimenti tecnici già condotti sul dispositivo nei mesi scorsi. Il punto chiave è la micro SD. I video prodotti da una GoPro vengono salvati sulla scheda di memoria, non nella memoria interna della camera. In altre parole, senza la memory card la GoPro non contiene i filmati. La scheda usa memoria flash NAND e anche quando i file vengono cancellati o la scheda viene formattata, restano spesso ACE forensi utili. Voci di directory, record del file system, ad esempio su XFAFA32, timestamp di creazione, modifica, accesso, frammenti di dati non ancora sovrascritti nell'area non allocata. È su questo strato di metadati e residui che gli specialisti puntano per capire se e quando qualcuno abbia modificato file o impostazioni in un intervallo sensibile come quello del 14 dicembre 2021. Gli inquirenti infatti contano di ricostruire non solo l'eventuale presenza di filmati, se recuperabili, ma anche la storia tecnica del supporto e del dispositivo. Orari di formattazione, cambi di risoluzione, FPS, variazioni del campo visivo, reset dell'orologio interno, aggiornamenti di firmware o ripristini. Anche in assenza dei video originali, questi indicatori di stato possono fornire una timeline, per esempio un cambio impostazioni alle prime ore del 14 dicembre o un'operazione di formattazione subito dopo, rafforzerebbero o indebolirebbero determinate ricostruzioni investigative. Sul fronte storico è già emerso che la scheda della GoPro risulta inizializzata, formattata in data 13 giugno 2023, attorno alle 20:37. Un dettaglio che gli accertamenti attuali dovranno collegare o scollegare al contenuto effettivo presente quel giorno e alle successive manomissioni o manutenzioni del supporto. Proprio per questo la procedura classica prevede ora l'imaging forense sia della camera sia della microSD eventualmente rinvenuta, con calcolo degli hash, analisi dei log e dei metadati GPF e EXIF incorporati nei file MP4 se recuperati, oltre alla lettura dei parametri non volatili che la GoPro memorizza internamente, impostazioni, clock, versione firmware. Cosa aspettarsi nei prossimi passaggi? Copia bit a bit dei supporti, tentativi di data carving sui settori non allocati, verifica dei timestamp rispetto all'ora reale e a eventuali sfasamenti, confronto con percorsi e orari già noti dell'11-14 dicembre 2021. Infine una relazione tecnica che stabilisca se e quando ci sono state modifiche e da quale lato della timeline, prima, durante o dopo la scomparsa. Se la traccia tecnica indicherà cambi impostazioni o interventi sul supporto in prossimità del 14 dicembre, questi elementi potranno assumere un peso probatorio. Se al contrario non emergeranno segni coerenti con manipolazioni in quelle finestre temporali, la conclusione favorirà la linea difensiva. In sintesi, la nuova perquisizione e il sequestro della GoPro puntano a trasformare un oggetto già esaminato in una fonte di timeline digitale. La memoria fisica passa in secondo piano rispetto alla memoria forense. Non sono i video, oggi assenti, a fare la differenza, ma le loro impronte, le modifiche registrate dal file system e dalle impostazioni che potrebbero dire se il 14 dicembre 2021 qualcuno toccò o no macchina e scheda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.